Questo programma è offerto da Micra. A tutti voi buonasera, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Elettroshock. Di cosa parliamo questa sera? Parliamo di nuove tecnologie, parliamo anche di dipendenza tecnologica. Attenti al loop è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Sono diversi in realtà gli aspetti che andremo ad approfondire questa sera. Al centro ci sono i dispositivi che maneggiamo quotidianamente, dispositivi che sono entrati prepotentemente nelle nostre case e che sono arrivati un po' anche a condizionare la vita di tante famiglie, dispositivi che diventano spesso motivo di dissapori in famiglia tra genitori e bambini. Abbiamo deciso di sviluppare, approfondire questo tema partendo però da una sorta di allarme educativo che è stato lanciato proprio in questi ultimissimi giorni e che ha a che fare con una serie televisiva sudcoreana che sta facendo molto discutere. Chissà se avete sentito parlare di Squid Game, chissà se sapete quali sono i contenuti di questa serie televisiva. Ne parleremo questa sera perché anche in Friuli ci sono alcuni insegnanti che hanno fatto presente alle famiglie che questa serie TV vietata, una serie TV Netflix che è vietata ai minori di 14 anni, viene vista anche dai bambini delle elementari che poi vanno a scuola e giocando con i loro amici, con i loro compagni di classe vanno un po' ad emulare le situazioni di questa serie televisiva. Ve la dico in sintesi, poi con i nostri ospiti andremo un po' ad approfondire il tema. C'è un gruppo di persone che si trova in una situazione di disagio, per lo più economico. A questo gruppo di persone viene promesso un premio in denaro per arrivare al quale devono fare una serie di giochi, alcuni dei quali insomma tradizionali, conosciuti, che però hanno una particolarità. Chi perde viene eliminato, ma viene eliminato fisicamente, viene ucciso, con insomma tutti i vari dettagli macabri legati a questa situazione. Si tratta di una serie televisiva, c'è evidentemente una narrazione, c'è un limite d'età al di sotto del quale non è consigliato vederla, però di fatto i bambini la guardano e poi in qualche maniera quei giochi li ripropongono in cortile a scuola durante la ricreazione. Di questo andremo a parlare questa sera. Vado allora a presentarvi gli ospiti che ci guideranno, ci accompagneranno in questa riflessione. Saluto Angelica Giancola, grazie per essere tornata con noi, avvocato, criminologa, che ci aiuterà anche a capire qualcosa di più di questa serie televisiva che ha studiato, giusto? In maniera diligente. Perché insomma è importante andare a capire. Saluto Caterina Vitale, psicologa, referente dell'associazione Pollicino e Attiva Lab per lo sportello delle dipendenze tecnologiche. Esiste anche questo sportello, ne parleremo perché peraltro siamo in una fase sperimentale, ma è uno sportello che offre consulenza, in questo caso ai genitori, in maniera specifica, ne parleremo. È tornato a trovarci anche Giacomo Trevisan dell'associazione MEC, Media, Educazione e Comunità, che volentieri coinvolgiamo ogni qualvolta andiamo ad affrontare queste tematiche. Grazie per essere con noi. Parto proprio da Giacomo Trevisan perché insomma l'associazione è in contatto costante con i ragazzi, con il mondo della scuola e chiedo conferma del fatto che questo allarme, questa allerta Squid Game riguarda anche il Friuli e le scuole primarie elementari del nostro territorio. Sì, confermo, buonasera a tutti.
Confermo che è un tema di cui si parla molto. Noi come associazione lavoriamo con molte scuole, nell'ultima settimana abbiamo ricevuto decine di segnalazioni, da quelle più curiose e tranquille, semplicemente hanno chiesto degli approfondimenti, ad alcune segnalazioni anche molto allarmate, soprattutto da maestre della scuola primaria, che ci chiedevano chiarimenti e di prendere posizione su questo gioco e sui pericoli connessi a quello che vedono, ovvero dei bambini anche di 6-7 anni che citano questo gioco senza poter poi capire se effettivamente hanno visto dei contenuti oppure meno, e lo posso confermare anche personalmente perché mio figlio di 7 anni, quindi in seconda elementare, mi ha raccontato che a ricreazione si gioca a Squid Game. Confesso, visto che siamo al momento, no, dell'outing, di aver sentito parlare di questo Squid Game per la prima volta a tavola, a cena, durante una conversazione in cui sono stati proprio i miei figli a porre sul tavolo la questione. Non avevo mai sentito parlare prima di questo Squid Game, insomma, a fronte dei racconti sono andata un po' ad indagare. Da lì poi è emersa la situazione che abbiamo appena descritto. Io ho riassunto un po' i contenuti di questa serie televisiva in maniera veramente magari troppo sintetica, però il contenuto bene o male è quello, i giochi sono quelli che conosciamo, quindi potrebbe essere un segnale d'allarme anche sentir dire ai propri figli a scuola durante la ricreazione giochiamo a 1, 2, 3 stella, che potrebbe sembrare il gioco più tradizionale, più semplice e innocuo al mondo, e in realtà è un gioco che rientra tra quelli di Squid Game. Esattamente. Diciamo che Squid Game è un fenomeno molto particolare perché da un certo punto di vista tutti sappiamo che i film, le serie TV anche molto violente, ce ne sono tantissime. Come mai parliamo proprio di Squid Game? Perché c'è una combinazione di elementi che non solo l'hanno resa famosa in tutto il mondo, e lo dico da subito, anche elementi considerati di qualità rispetto al modo in cui è costruita la storia, ma anche delle trovate molto interessanti o che hanno catturato l'attenzione, che riguardano l'uso dei colori, delle grafiche e il riferimento a giochi dell'infanzia, quindi questo accostamento tra giochi dell'infanzia e in realtà dei giochi pericolosissimi in cui vengono uccise, nella serie TV naturalmente, persone vere. Ecco che questo accostamento insieme al boom di popolarità ha fatto sì che molto più facilmente abbia fatto presa anche sui bambini più piccoli, trasformandosi addirittura in un gioco, o meglio andando a prendere un gioco che tutti noi conosciamo, che è innocentissimo e che viene adesso riproposto in collegamento a questa serie TV. Angelica, qua insomma la situazione si fa un po' preoccupante perché ci sono tante serie televisive che sono insomma vietate ai minori, che sono vietate a chi ha meno di 14 anni. E la possibilità che ci siano bambini così piccoli che guardano questi contenuti, non sappiamo con quanta consapevolezza da parte dei genitori, insomma non è la serie in sé ovviamente il problema. No, anche perché io devo dire che concordo con Giacomo, di per sé la serie è fatta anche bene, cioè attira parecchio, a parte che prima di Squid Game io non so quanti bambini alle scuole primarie giocavano 1, 2, 3 stella. Perché adesso, tu me lo insegni Giacomo, cioè, parliamo di ragazzini nativi digitali, quindi forse 1, 2, 3 stella e le biglie o la tiro alla fune la vedo un po', invece questa serie ha riportato, che forse c'è stata anche la curiosità, ma guarda, parlavano di censura, secondo me è limitare l'istigazione alla violenza, ma non è chiudendo un programma che risolve il problema, perché tanto, proprio perché i nostri figli hanno accesso ai social e quindi hanno la capacità di reperire informazioni su più fronti, le azioni violente o questi messaggi non arrivano solamente da questa serie. È vero che quello che è altrettanto emerso è proprio una mancanza di famiglia alle spalle, no? Ma sicuramente noi non possiamo essere i poliziotti dietro ai nostri figli, anche perché poi noi possiamo mettere i vari controlli, però poi vanno a scuola, si confrontano con altri compagni, anche il mio, quando si parlava di mio figlio, il piccolo, mi ha detto ma sì, l'ho vista perché me l'hanno detto alcuni miei amici. Per cui c'è anche enfatizzare molto le critiche, porta il bambino ad essere ancora più curioso di vedere queste scene. Il problema perché si mette il limite di età? Si mette il limite di età perché
il bambino impara per imitazione, quindi è molto attratto dall'imitare gli adulti perché vuole equipararsi a loro, mentre l'adolescente è attratto dal rischio, perché il teenager che cosa fa? Sottovaluta il rischio perché per lui è più importante la ricompensa. La ricompensa qual è? La ricompensa è mostrare di avere tanto coraggio. Questo deve essere fatto, è importante mostrare agli altri questo coraggio e questo aumenterà la sua popolarità e questo aumenterà la sua autostima. Molto spesso però quello che manca, ma non per colpa loro, perché noi sappiamo che il cervello, e la dottoressa me lo può confermare, terminerà lo sviluppo 21-22 anni. Quindi non hanno la capacità cognitiva e emotiva di discernere determinate anche informazioni che vengono propinate. Poi ricordiamo un'altra cosa, che queste immagini molto violente scatenano un sacco di adrenalina. Quindi queste emozioni forti vanno a prevaricare la sensazione di paura e fanno venir meno l'empatia, quindi nel mettersi nei panni degli altri. Quindi per questo si parla di limite di 14 anni. Però secondo me, e poi ne discuteremo, quello che bisogna fare è non... C'è il programma violento, basta, censura. Ricordiamo cosa è successo quest'estate, cioè si organizzavano le risse con delle modalità ben precise, tempi, orari, giornate e si presentavano un sacco di persone e poi venivano divulgate su Instagram. Quindi cioè, che possiamo censurare tutto? Forse torniamo alle origini dove bisogna parlare con i ragazzini, fargli capire innanzitutto che c'è una certa differenza tra la fiction e la realtà. E fra l'altro ho sentito alcuni insegnanti che appunto dicevano di aver visto rientrare dei bambini dopo la ricreazione con delle magliette rotte, uno è arrivato a casa con un livido e la mamma ha telefonato dicendo scusi ma sto livido stamattina non c'era, proprio perché perdere a questi giochi vuol dire essere, alcuni hanno alzato le mani, ti picchio, cioè vanno a emulare quelle scene di violenza che hanno visto su questa serie. Per cui sì, c'è secondo me un discorso a monte di sana comunicazione, no? Io adesso ci fermiamo per la pubblicità, proprio su questa sana comunicazione ripartirei dopo la pubblicità con Caterina Vitale, perché molto spesso quando si tratta di nuove tecnologie, di giochi, videogiochi, di youtuber, molto spesso il problema nella comunicazione tra genitori e figli è che c'è un gap proprio di conoscenze e di competenze che non sempre è facilmente colmabile, o che per meglio dire richiede un continuo aggiornamento anche da parte dei genitori per stare al passo e riuscire effettivamente poi su quei temi a conversare con ragazzi e ragazzini e con adolescenti. Ne parliamo dopo la pubblicità. Siamo partiti da Squid Game questa sera per fare poi un discorso un po' più generale degli scossoni che a volte le nuove tecnologie, i dispositivi così diffusi nelle nostre case creano all'interno delle nostre famiglie. Riparto dalla riflessione, come dicevo prima, della pubblicità da Caterina Vitale. Allora, i nostri figli sono nativi digitali, noi non lo siamo, molto spesso c'è un gap, si crea un gap tra genitori e figli che non semplifica le cose quando si verificano, no, situazioni di questo tipo. È difficile a volte riuscire a parlare la stessa lingua dei ragazzi, degli adolescenti, dei bambini. Un tentativo quantomeno di capirla potrebbe già essere forse un primo passo. Sì, infatti, ecco, per esempio, appunto noi con l'associazione Pollicina abbiamo aperto da poco questo sportello d'ascolto sulle dipendenze tecnologiche. Quello effettivamente che viene consigliato, che consigliamo ai genitori poi che ci contattano, è l'importanza del dialogo, no? con i propri figli. Quindi quando alcune famiglie, alcuni genitori iniziano ad allarmarsi, no? per l'uso eccessivo degli strumenti tecnologici,
tecnologici, del telefonino, di videogiochi, effettivamente un primo passo invece che chiudere e scatenare litigi in un'escalation effettivamente di importanza, potrebbe essere quello di avvicinarci noi ai ragazzi, chiedere, dimostrarci cosa stanno facendo, di farci vedere come funziona, perché hanno scelto un videogioco piuttosto che un altro, come si usa, ecco, avvicinarci noi, fare un passo noi per capire meglio. E questo sicuramente è un primo passo, anche perché i giochi cambiano, i protagonisti di questi giochi cambiano, magari un bambino si medesima in un personaggio, un altro in un personaggio diverso. Si parlava prima di censura, censura che non è solo nei confronti di un gioco, di un videogioco, di una serie televisiva, ma molto spesso c'è una sorta di autocensura, no, nelle famiglie. Certi argomenti non li trattiamo perché tanto sappiamo che finisce male. Ecco, probabilmente ci vuole uno sforzo in più, quindi a questo punto questo è quello che le chiedo, perché probabilmente prendersi il tempo per affrontarle queste questioni e cercare in qualche maniera di entrare nel mondo dei bambini può aprirci nuove opportunità, no? Sì. Certo, allora se parliamo di Squid Game effettivamente è vietato ai minori di 14 anni, ecco, questo limite c'è, quindi io personalmente sono d'accordo che ci sia, però nel momento in cui effettivamente i nostri bambini, seppur piccoli, vengono a sapere, vengono a parlare con altri compagni, anche effettivamente con altri genitori, affrontiamo l'argomento. Chiaramente i bambini delle elementari non hanno ancora una mente metacognitiva, così non riescono a rielaborare in modo adeguato quello che vedono, quindi effettivamente prendono la parte pratica, il gioco, no, di queste situazioni. Con i ragazzi un po' più grandi si riesce a fare un discorso un pochettino più completo, però affrontiamo magari... Parliamo banalmente di che emozioni secondo te può dare ricevere questo trattamento, cosa hai conosciuto, cosa sai di questo gioco, quindi prima di chiudere andiamo a vedere che cosa sanno, che cosa hanno sentito, che cosa li ha colpiti, ma tu ti sentiresti bene a fare questo gioco? Quindi possiamo provare a parlare anche con loro. E allora vado a questo punto da Giacomo Trevisan, proprio ritornando, no, a questo aspetto. Cerchiamo di interessarci a quello che fanno, di capire meglio quello che fanno e magari dopo apriamo una discussione con loro. Ecco, questo no a prescindere rischia di essere davvero controproducente. Sì, anch'io concordo perfettamente. Un po' scherzosamente con i colleghi abbiamo fatto una sintesi di 3 tipologie di genitori che potrebbero avere una reazione che diventa controproducente. La prima tipologia è cadere dalle nuvole, la seconda è minimizzare e la terza sono i catastrofisti. La prima, chi cade dalle nuvole, la capiamo benissimo perché tutti noi cadiamo dalle nuvole. Di colpo una cosa che ci sembrava lontana, soprattutto parliamo da bambini piccoli, si diffonde e scopriamo dei contenuti che fino al giorno prima assolutamente non immaginavamo ci fossero. E i nostri bambini e ragazzi sono molto più veloci di noi. Questa categoria la capiamo benissimo, ma comunque siamo in un contesto in cui dobbiamo sapere che le cose vanno velocemente, quindi ecco che parlarne spesso con loro, parlare con genitori e informarsi è importantissimo. La seconda categoria è più pericolosa, quella di chi minimizza, cioè di chi dice ma io lo so benissimo cos'è Squid Game, che quel videogame è sconsigliato ai minori di 18 anni, ma sono cose che ormai tanto non ci si può fare niente. Mio figlio ha 5 anni magari, ma ormai gli mostro tutto, perché tanto ormai non c'è soluzione, magari sono vicino a lui. Come Squid Game ho sentito un genitore che diceva ma io l'ho vista insieme a mio figlio, gli ho spiegato che è la salsa di pomodoro, che è tutto finto, ma come giustamente dicevamo prima, io posso anche dirlo razionalmente, ma a quell'età non c'è ancora la comprensione, quelle immagini rimangono e vanno a rimanere in maniera profonda, queste immagini di violenza, eccetera. Quindi minimizzare è una cosa che è rischiosa. Se ci sono dei divieti di 14 anni, dei consigli, in realtà spesso dietro c'è un lavoro psicologico, anche scientifico, che realmente ha misurato che non è l'età giusta. Poi ci torneranno su questo le colleghe. Il
Terza categoria, però, che anche questa è rischiosa, è il catastrofismo. Pensare che invece dobbiamo fare un allarmismo eccessivo e quindi in questo caso chiudiamo Netflix, censuriamo tutto, vietiamo 1, 2, 3 stelle a scuola, cioè si rischia di arrivare veramente a delle esagerazioni. E questo purtroppo si scontra con due problemi. Uno, già si diceva prima, che in realtà in questo modo stiamo andando a rendere ancora più interessante la cosa, no? Perché facciamo ancora più notizie, oltre a far guadagnare soldi alla serie TV, eccetera. Ma in realtà alimentiamo la curiosità. Ma l'altro problema, e qui mi fermo, poi passo la parola, è che ormai a livello tecnico è impossibile censurare qualcosa. Squid Game, anche se per assurdo chiudesse Netflix oggi, ormai quelle immagini si sono diffuse su tutti i social network. Abbiamo su YouTube la sintesi delle scene più cruente di Squid Game, in 3 minuti le vedo tutte, su TikTok, su Instagram, questi contenuti ormai hanno girato dappertutto, quindi deve esserci piuttosto una vigilanza generale e quando poi capita la situazione, senza allarmismi, se ne parla, si cerca di rielaborare la cosa, però il catastrofismo rischia di cadere nell'effetto opposto, rendere tutto un po' ridicolo e anzi diciamo alimentare questo boom mediatico e la curiosità dei ragazzi. C'è un aspetto di questa vicenda che personalmente mi ha molto colpito, rispetto anche a quanto si diceva. Sono stati gli insegnanti a contattarci, a chiederci informazioni su questo Squid Game. Cioè questa cosa è esplosa nelle scuole, non è esplosa a casa, nelle famiglie. E questo, insomma, mi pare abbastanza significativo. Siamo famiglie un po' troppo distratte, scarichiamo sulla scuola qualcosa di cui dovremmo occuparci a casa. Come dobbiamo leggere questo allarme che parte dalla scuola? Ma io do un paio di letture. La prima è che effettivamente le famiglie siamo un po' distratti, perché siamo sempre di corsa, abbiamo 1000 stimoli e essere distratti in un contesto in cui siamo comunque bombardati di contenuti crea un mix molto difficile da gestire, realmente è difficile. Riuscire a gestire tutti i dispositivi che abbiamo è complesso. Faccio un esempio molto semplice. Al di là di chi magari non riesce proprio a dire di no, a mettere delle regole, ma ci sono anche molte famiglie che le regole le mettono, però di fronte alla novità è difficile star dietro. Era successo, perché queste cose poi sono periodiche, era successo con It, il film horror del pagliaccio, era successo con la bambola assassina. Ci sono cose che poi basta che uno studente un alunno lo sappia, magari dal fratello più grande, eccetera, in classe può succedere, come è successo una segnalazione dell'anno scorso, che sia lui a dire ai propri compagni, addirittura dire voi dovete andare a vedere quel sito lì, ma come facciamo? Prendete il cellulare del genitore quando è distratto, cioè tra loro, no? Quindi un genitore di colpo, quando girano queste cose così, può trovarsi, no? Per quanto avesse anche un'attenzione, a dover fronteggiare delle cose impreviste. E qui è il secondo aspetto che giustamente accennavi, la scuola fa naturalmente da amplificatore, perché la singola famiglia magari ha un certo tipo di attenzione, magari, ma a scuola i ragazzi parlano tra loro, c'è la sfida, come si diceva prima, a chi la sa di più, a chi ha scoperto la cosa più interessante. Ed ecco che è inevitabile che le scuole siano dei moltiplicatori. Io questo però, poi magari ci torniamo, la vedrei anche in positivo, perché a volte queste occasioni sono occasioni che, se invece di allarmarsi e vietare un 2-3 stella, se succede ne parliamo, ma non parliamo di Squid Game magari, parliamo di un 2-3 stella, perché quando mio figlio mi ha detto che giocavano, io gli ho chiesto, ci giochi anche tu? E certo, ok, però un attimo, non è importante i giochi, ma come giocate? Vi state divertendo o state facendo in maniera violenta e eccessiva? E lui mi ha detto, no, ma no, noi abbiamo giocato in maniera molto simpatica, è vero, alla fine ci si sparava, ma da distanti, come facevamo sempre, anche giocando alla polizia, eccetera. Quindi, più che il problema che si giochi a quella cosa, che a volte è anche un modo per i bambini per rielaborare paura e curiosità, è il come. Allora sul come può diventare un'occasione in classe con gli insegnanti di ragionare su come si gioca, non il tipo di gioco. Angelica. Ecco, allora io vorrei ripartire dalla scuola che chiama le famiglie, no? E di questo ne abbiamo parlato tante volte. Molto spesso la famiglia, di fronte a un richiamo da parte della scuola, si sente quasi messa sotto accusa. In realtà non è così, perché noi vediamo nostro figlio a casa ed è un bambino. Spesso accade che il bambino poi nel contesto classe, gruppo, dove
ci sono dei bambini che forse passano più ore a scuola che non a casa, ci sono dei bambini che entrano alle 7:30 e escono anche alle 5:30, 6 di sera. Quindi quello che è l'insegnante, l'educatore, ha una percezione di nostro figlio che probabilmente è diversa dalla nostra, perché questo è il mio mestiere, io ho visto ragazzini commettere reati assieme al gruppo, presi singolarmente, onestamente nessuno di noi si poteva mai aspettare una cosa del genere, ma nel gruppo il gruppo fa branco, bisogna dimostrare agli altri di essere coraggiosi, perché altrimenti mi emarginano. Allora, partiamo da una base. Innanzitutto dovrebbe esserci un lavoro complementare scuola-famiglia. La famiglia non deve scaricare tutto alla scuola e la scuola deve allearsi con le famiglie cercando di risolvere quelli che sono i problemi che non sono, come diceva Giacomo, delle catastrofi, perché la catastrofe, cioè fare i catastrofici non porta a nulla, no? I problemi vanno risolti. Come li risolviamo? Comunicando, facendo capire al bambino che ci sono dei punti di riferimento, facendo capire al bambino che ci sono delle regole da rispettare, perché questo è fondamentale. Quello che si diceva, no, beh, ma lo fanno gli altri, io lo vedo nel mio mestiere. Allora, se noi arrestiamo 5 ragazzini, messi assieme, gli vai a interrogare e beh, ma è l'effetto diluizione, no? Beh, ma l'ha fatto lui, ma se l'ha fatto lui non è poi così grave, cioè non è che l'ho fatto io da solo. Ricordiamo però, e questo dai 14 anni in su, che la responsabilità penale è personale, quindi io non vado davanti al giudice a dire scusi ma l'hanno fatto in gruppo quindi è meno grave, perché quello mi dice avvocato si tolga la toga e si accomodi, ok? Questo che deve essere spiegato ai bambini. Se ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate e dobbiamo essere, io lo so che è faticoso, perché anch'io mi ci trovo ad affrontare questi problemi da mamma e non da criminologa. Dire no è più difficile, perché ti devi scontrare, perché lo devi spiegare, perché ci possono essere litigi e malumori, ma quel no serve ad educarlo, serve a fargli capire che comunque ci sono delle figure autorevoli, che è la famiglia, perché diciamoci la verità, forse se ad oggi ci sono e assistiamo a determinate problematiche è per mancanza di autorevolezza alla base. Vi faccio un esempio banalissimo. Quando noi prendevamo un brutto voto a scuola, tornavi a casa e dicevi ho preso un brutto voto, te lo sei meritato, non hai studiato, hai preso il brutto voto. Oggi ci sono dei genitori che vanno a scuola e aggrediscono i professori. Chiaro che agli occhi di un bambino io faccio quello che voglio, tanto non c'è il rispetto delle regole. Ora, è vero anche che purtroppo tu sai che, Giacomo l'hai detto 1000 volte, dare un cellulare a un bambino per la prima comunione tu gli stai dando un'arma che lui non sa gestire, perché è una finestra che si apre al mondo e non hanno la capacità di capire dove andare e dove non andare e a quali pericoli possono andare incontro. Ed ecco che queste serie, come tante altre, come tante situazioni, ricordiamo i challenge, dove c'è gente che ci ha perso la vita realmente, perché quello che devono capire, lo dicevo anche prima, non è la sfida che tu vedi, perché oggi c'è una vita abbastanza, no? C'è più una vita online che offline, però quelle sfide che ti vengono lanciate o facciamo finta di spararci o facciamo finta di prendere un coltello, se poi però, come è successo, anche qui è successo che è stato trovato un coltello nascosto sotto un albero di una scuola, cioè penso che non sia normale uscire di casa e prendere il coltello da cucina, da qualche parte l'avrai anche visto, no? O magari ti è stato detto da qualcuno, questo non è l'esempio che è capitato qua, però banalmente ci può essere, vabbè ma vediamo se sei coraggioso, arriva dopo con un coltello preso in cucina, vediamo se ce la fai, quindi vuol dire nasconderti da tuo padre e da tua madre, no? Tutta una serie di atteggiamenti idioti che però ti fanno risultare il leader del gruppo, no? Questo è il problema, le regole. Ecco, allora ci fermiamo per la pubblicità, poi ripartiamo proprio da qui, dalle regole, perché insomma è un aspetto importante, soprattutto quando si tratta di consegnare, regalare un dispositivo ai nostri ragazzi, perché immagino che sia importante che quelle regole vengano stabilite prima, perché insomma poi dopo diventa tutto molto più complicato. Ne parliamo dopo la pubblicità.
Ripartiamo dalle regole, ne avevamo parlato già prima della pubblicità, e poi il tema delle regole che ci porta al secondo step, quello della dipendenza digitale. Allora riparto con Caterina Vitale, il tema delle regole. Adesso il tema non è più semplicemente quello del telefono cellulare, perché adesso ci sono i PC, i tablet, i telefoni cellulari, ci sono anche le smart TV, si parlava prima di YouTube, adesso a YouTube accedi anche attraverso la televisione. Le regole, come stabilirle e quando stabilirle? Allora, nel momento in cui si dà in mano un dispositivo tecnologico è importante pattuire all'inizio come usarlo, quando usarlo, quindi delle regole, poche regole chiare. Questo è un principio che vale un po' in generale dentro casa con i ragazzi, quindi per esempio quando posso usarlo durante la giornata, a che ora devo spegnere il telefono la sera. Queste regole chiaramente dovrebbero essere condivise da tutta la famiglia, perché effettivamente anche se è difficile dal genitore, se io impongo a mio figlio chiaramente di spegnere il telefono a una certa ora, posso vedere la critica, ma tu perché lo tieni acceso, perché tu guardi la TV, quindi possibilmente, chiaramente poi si può discutere anche sulla età diverse, quindi dei limiti diversi, però ecco, è importantissimo nel momento in cui io glielo do lo strumento, devo pattuire come e quando usarlo. Poi immagino ci sia anche lì una sorta di contrattazione, nel senso che anche quella la responsabilizza o comunque fa capire loro che la cosa la stiamo prendendo seriamente. Certo, no? infatti ecco, è anche importante quando alcune mamme, no, per esempio a volte ci chiedono ma io come controllo, devo andare a controllare il telefono per esempio, allora anche lì in quel caso passiamo attraverso appunto una contrattazione, non facciamo i controllori, perché poi se mettiamo delle regole ferree e siamo i vigili, facilmente i ragazzi sono più svelti di noi, più veloci, quindi ce la fanno sotto il naso. Allora magari diamo una fiducia, alla base però diamo la prerogativa che devono essere rispettate determinate regole. Poi nel momento in cui viene a mancare quel patto, allora possiamo prendere dei provvedimenti. C'è la domanda delle domande che pongo subito, poi affronteremo anche gli altri aspetti. Si diceva prima, i dispositivi tecnologici diventano spesso motivo di tensioni all'interno delle famiglie, anche laddove qualcuno abbia avuto la lungimiranza di stabilire, condividere delle regole. Quando insomma i genitori si incontrano tra di loro, ma tuo figlio quanto sta, no? Con il tablet in mano, quanto gioca? Immagino che la dipendenza non sia legata semplicemente al tempo che si trascorre con un dispositivo, ma anche magari agli effetti poi che l'utilizzo di quei dispositivi hanno sui nostri bambini, sui nostri ragazzi. Sì, proprio allora la discriminante di una dipendenza tecnologica appunto non è il tempo, non c'è un limite di ore. È vero che quando si vanno a superare più o meno la trentina di ore settimanali si può pensare che ci sia in corso una dipendenza, ma non è questo il fattore principale, è la compromissione di tutto il resto, quindi quando la mia vita sociale, affettiva, la scuola, quando questo inizia ad avere dei turbamenti, quando compaiono delle reazioni di rabbia nel momento in cui io non posso usarlo o c'è qualche impedimento, quando il mio pensiero fisso è rivolto a giocare, usare lo smartphone, quando vado a perdere ecco, gli interessi su tutte le altre cose. Questi sono dei campanelli d'allarme. Il più grave poi arriviamo a un crescendo che può essere l'inversione del ritmo sonno-veglia, perché poi capita che i ragazzi stiano la notte o fino a tardi insomma con i telefoni, con i videogiochi, e lì ecco, ci siamo già addentrati in una dipendenza. Comunque deve suonare un buon allarme. Ecco, al di là di chi poi utilizza i dispositivi anche nelle ore notturne, c'è anche una questione di sonno
disturbato, chi magari ci gioca per parecchio tempo, lo fa magari prima di andare a dormire, può in qualche maniera poi risentirne nella fase del sonno? Beh, sicuramente è una situazione attivante, non permette il rilassamento che può portare più facilmente al sonno, quindi sicuramente i ragazzi che usano, soprattutto parlo di videogiochi, prima di andare a dormire, anzi di solito usano dei videogiochi che attivano e quindi si trovano a fare delle sfide in cui devono lottare, devono fare delle guerre, quindi proprio si iperattivano e questo rende chiaramente più difficile poi l'addormentamento e un sonno più profondo. Ecco, capita spesso poi che i genitori in queste situazioni, presi a un certo punto dallo sconforto, intervengano un po' a gamba tesa sui ragazzi. Stacco la corrente, stacco il wifi, perché a un certo punto, dopo che per 5, 6, 10 volte ti ho detto adesso basta, adesso è ora di smettere, la risposta è ancora un attimo, ancora un secondo, smetto subito. Ecco, questo tipo di reazioni probabilmente arrivano laddove forse si è già superato un po' il limite. Sì, sì, quando a volte le mamme appunto anche attraverso lo sportello appunto ci dicono io ho provato a staccare, ho staccato tutto, ho portato via il computer, ho nascosto i cavi, ho portato via il telefono. È vero che questo è comprensibile, è vero che di solito a cosa porta questo stacco tutto? A delle liti furibonde, no? Soprattutto con i ragazzi più grandi che hanno una certa statura, una certa forza, quindi magari bisogna provare ad intervenire in un altro modo, appunto col dialogo magari all'inizio, anche se sicuramente come genitori all'inizio ci possono arrivare parole ecco, non gentili, quindi non di accettazione, però provare a parlare, provare ad avvicinarci, provare a dirci perché, cosa provano a giocare, a provare a proporre delle alternative anche a queste attività, per fare qualche cosa fuori, delle altre attività. Poi magari potrebbe essere utile quando diciamo loro è ora di smetterla, è ora di finirla, di evitare di farlo magari scrivendo nel frattempo un messaggio WhatsApp, perché poi alla fine anche noi genitori, insomma, stiamo spesso lì a smanettare anche magari quando sarebbe opportuno non farlo. Trevisan, abbiamo parlato di regole, abbiamo parlato di contrattazione, no? Con i ragazzi, anche qui nei nostri studi abbiamo più volte parlato del patentino dello smartphone, insomma un'esperienza che ha a questo punto davvero preso piede anche nella nostra regione, anche qui entrate nelle scuole e di fatto è un patto di comunità quello che proponete, no? Si responsabilizza l'intera comunità, genitori e anche figli, per cercare di proporre un uso consapevole, no, di questi strumenti. Esattamente, questo è un po' l'esperimento che stiamo facendo. In particolare grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, quest'anno siamo riusciti a partire con una sperimentazione che durerà 3 anni e che dovrebbe portare potenzialmente a tutte le scuole questo strumento, ovvero un percorso didattico fatto in classe. Noi stiamo partendo con la prima media, quindi con un'età ben precisa, che è quella che consideriamo un po' più indicata, avendo un po' pesato tutti i fattori. Cosa succede? Che questi studenti avranno un percorso di 10 ore in cui toccheranno tutti i temi di cui abbiamo parlato anche stasera e anche i temi dell'uso positivo del digitale. Infatti una delle attività sarà proprio poi la rielaborazione creativa, quindi ecco, guardare tutti e due i lati della medaglia senza demonizzare gli strumenti. Ma l'altra cosa molto importante è che l'obiettivo centrale è il coinvolgimento dei genitori. I genitori non sono semplicemente invitati a partecipare a un incontro formativo, ma gli si spiega che è necessaria la loro presenza per il conseguimento del patentino dei figli. Ed ecco che allora, anche condividendo dei materiali e attraverso gli incontri dedicati a ciascuna scuola per coinvolgere i genitori, si cerca loro di trasmettere un po' le informazioni di base. Molte ne abbiamo parlato stasera, riguarda anche le loro responsabilità legali rispetto all'importanza del dialogo,
rispetto alla necessità di negoziare coi figli. Infatti uno dei punti della formazione genitori è la proposta del contratto genitori-figli, quindi un esempio, una proposta concreta è di un contratto da sottoscrivere fisicamente, una serie di regole che poi ogni famiglia andrà a limare proprio perché ci sia una negoziazione, ma che poi andrebbe proprio appesa al frigorifero, insomma, in un posto evidente della casa. Quindi se tu hai a disposizione dei dispositivi, non necessariamente lo smartphone, perché in questo percorso parliamo di tutti i dispositivi, non necessariamente lo smartphone, ecco che di fronte a questa responsabilità, fiducia che ti diamo, ci sono delle regole, alcune molto importanti che devono essere poche, altre su cui può esserci un dialogo. E questo è un po' il nostro obiettivo. Se tutto funziona, quest'anno noi raggiungeremo più di 3.000 famiglie, negli anni successivi ancora di più, e questo è un po' l'auspicio, perché poi i singoli problemi ci saranno sempre, è l'età di sperimentazione, ma se quando succede un problema abbiamo un gruppo classe che lo sa riconoscere, sa supportare i propri compagni, e abbiamo dall'altra parte anche un gruppo genitori che di fronte a una difficoltà riesce a fare squadra, ecco che noi riteniamo che questo possa cambiare e creare una situazione di tutela. E lo abbiamo già visto, perché l'anno scorso è stato il primo anno in cui solo 10 scuole hanno sperimentato questi strumenti, e abbiamo poi avuto a fine anno alcune segnalazioni: guarda che è successo questo problema qui. Ma come? Proprio alla classe del patentino? Certo, ma la cosa interessante è che è stata la reazione dei ragazzi. Quando c'è stato, per esempio, ne faccio un esempio, un video molto pesante mandato poi in diretta su Facebook da alcuni ragazzini di seconda media per denigrare un terzo ragazzino, la reazione dei compagni di classe è stata: smettetela, basta, guardate che è tutto registrato, guardate che stiamo registrando anche noi, smettetela subito. C'è una consapevolezza e che quindi diventa... abbiamo dato gli strumenti non tanto al singolo che può avere il momento di difficoltà, no? Ma al gruppo di alcuni anticorpi per gestire situazioni delicate. Ecco, sicuramente questa alleanza tra genitori e figli diventa fondamentale, anche perché parlavamo prima, insomma, di un gap che a volte è difficilissimo da colmare, perché da un lato ci sono i nativi digitali, dall'altra noi a volte, anche se magari non lo siamo letteralmente, però ci sentiamo un po' analfabeti digitali, no? Quando ci relazioniamo con loro, li sentiamo anche usare un linguaggio o parlare di personaggi di cui non sappiamo niente, per cui ecco che il percorso sia condiviso e fatto assieme sicuramente è importante. Una pausa per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente assieme, attenti al loop, questo è il titolo della puntata di questa sera. Siamo partiti da Squid Game, adesso ci siamo un po' soffermati sulla dipendenza digitale e anche su questo patto importante tra genitori e figli per quanto riguarda l'utilizzo di tutti questi dispositivi che sono diffusi nelle nostre famiglie. Riparto da Angelica, la responsabilità. I genitori devono avere la consapevolezza che sono responsabili, no, di quanto fanno i loro figli. Quindi anche questo patto, no, diventa probabilmente utile, efficace, così come lo è la condivisione delle regole, no, per iniziare questo percorso. Intanto è importante, in base all'età del proprio figlio, parlare la stessa lingua, no? Perché se io mi devo rapportare con un bambino di 6 anni, avrò un atteggiamento, un linguaggio che non è quello che utilizzerò con mia figlia che ne ha 17. Quello che dicevi tu all'inizio trovo che sia fondamentale, allora è chiaro, noi non abbiamo le competenze e le conoscenze che hanno loro, perché io per prima mi sento molto ignorante dal punto di vista tecnologico. Ma nel momento in cui ci arrivano determinate notizie, la prima cosa da fare è noi documentarci, cioè di che cosa si sta parlando, ma lo devo vedere io adulto e cercare di discernere quello che Aristotele diceva, la comunicazione, no? L'importanza della comunicazione e fare una riflessione sulla manipolazione, cioè su come poi determinate notizie vengono manipolate anche dagli altri compagni. Onesta e disonesta, diceva Aristotele. Quindi noi cerchiamo di confrontarci con loro tenendo sempre in considerazione, per noi deve essere un punto fermo, che il nostro figlio ci capisca, che capisca quello che diciamo. Punto 2, ricordiamo che i bambini apprendono molto di più per imitazione, quindi guardano il nostro comportamento. È giusto dire il cellulare la sera va messo in cucina, ma se io non lo faccio, giustamente mio figlio, scusa, ma tu
no? Questo è, sembrano frasi dette e ridette, la minestra riscaldata, però poi mi rendo conto che non sempre questo, poi nelle varie situazioni a distanza di anni, poi le problematiche di base più o meno sono sempre quelle. Le regole sono fondamentali, le dobbiamo in primis far rispettare noi, dobbiamo rispettarle noi per far capire al ragazzino quanto sia importante. Punto 3, nel momento in cui si verifica un episodio anche grave e che ci dà particolarmente fastidio, ricordiamo poco tempo fa la moda era rimanere svegli tutta la notte e questo doveva essere documentato, venivano mandati dei messaggi WhatsApp e si creava il gruppo e Tizio doveva rispondere alle 2, Caio alle 2:30, quindi arrivavano a scuola e dormivano sul banco, no? Allora, invece di affrontarli in maniera sempre negativa e distruggendoli, cerchiamo di porre loro delle domande, iniziamo a responsabilizzarli. Cioè, quello che giustamente diceva anche la dottoressa, se noi pretendiamo che i nostri figli maturino una certa empatia, dobbiamo noi essere empatici con loro. Quindi non aggredirli e basta, punizione, ti tolgo il telefono, ti tolgo tutto quanto, perché tanto troveranno, cioè questo aumenterà la rabbia e troveranno l'escamotage per farcela pagare. Non dobbiamo essere amici dei nostri figli, questo lo dirò fino all'età della pensione, però dobbiamo cercare di instaurare con loro un rapporto che sia di fiducia. Io non sono il controllore dei miei figli, io mi fido di loro, ma loro sanno che nel momento in cui questa fiducia viene meno è finita. E questo è un altro aspetto molto importante. Allora abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Due parole le spenderei, le spendo volentieri su questo sportello d'ascolto. Uno sportello tra i tanti rivolto ai genitori. Diamo qualche indicazione proprio pratica e concreta a chi ci sta seguendo, perché alcune domande le ho poste, alcune risposte sono arrivate, però insomma le situazioni poi sono diverse. Sì. Allora, lo sportello si va a collocare nell'ambito di un progetto che fa parte del bando del terzo settore finanziato dalla Regione, che ci vede Pollicino, partner di altre associazioni, Faretra che è capofila, Vite Onlus ed Excalibur, e ha come partner l'ambito di Tarcento e alcuni comuni del territorio. Pollicino appunto ha deciso in via sperimentale di aprire proprio da poco questo sportello d'ascolto che è gratuito per i genitori, mettendo a disposizione 4 ore a settimana più o meno fino a dicembre, vediamo se riusciamo ad allungarci un po'. Si può andare sul sito dell'Associazione Pollicino, quindi www.associazionepollicino.org, c'è un link cliccabile e si viene indirizzati a un doodle dove poter selezionare il proprio appuntamento, che può essere fatto online oppure in presenza nella sede di Attiva Lab, che è in via Porzus 62 a Udine. Abbiamo scelto proprio di aprirlo ai genitori perché per noi è proprio importante la base, la comunicazione, che siano loro ad accorgersi, ecco, dei campanelli d'allarme e ad affrontare per prima eventuali problemi. Ecco, c'è una cosa che diceva prima Angelica che riprenderei. Quando alla famiglia arriva una telefonata, diciamo dalla scuola, dove in qualche maniera li si mette in allarme su una potenziale situazione preoccupante, ecco, non sentirsi giudicati, ma avere la consapevolezza che c'è qualcuno che ci sta offrendo il suo aiuto per risolvere un problema, non certo per accusarci o per puntarci il dito contro. Sì, assolutamente. Questo, ecco, nel nostro lavoro una cosa che cerchiamo di fare sempre è far sì che ci sia una collaborazione intensa tra la scuola e la famiglia. Siamo tutti una squadra per i nostri ragazzi. L'obiettivo deve essere comune, i toni dovrebbero essere pacati perché così si lavora meglio e si fa il bene dei ragazzi. Un'ultimissima domanda, non che ci sia assolutamente un interesse personale, ma quando magari si hanno due figli di età diverse, ecco, come possiamo far capire loro
che uno determinate cose le può fare e che l'altro invece deve aspettare ancora un momentino? Beh, col dialogo glielo possiamo spiegare, come diceva prima, possiamo comunicare il fatto che ci sono delle età per fare le cose, ci sono delle responsabilità genitoriali che vanno dietro il dare un cellulare o il permettere di vedere determinate cose in TV. Si può parlare, si può vedere quali sono le curiosità, è difficile perché sicuramente poi si innescano si può provare dei compromessi, magari far avvicinare, trovare un punto di incontro che sia a metà. Non è facile, non è assolutamente facile, però insomma sicuramente prendersi il tempo e esercitare tutta la pazienza insomma che si può avere è sicuramente un primo passo. Concludo con Giacomo Trevisan proprio per parlare proprio di questo patto, la famiglia e la scuola che lavorano insieme per il bene dei nostri ragazzi. Ecco, anche quello che state facendo voi dimostra che poi insomma i risultati ci sono, che vale la pena di investire in questo. Esatto, è molto impegnativo, lo sappiamo tutti, abbiamo sempre meno tempo, quindi trovarsi con gli altri genitori, trovarsi a scuola, fare i rappresentanti di classe, sono tutte cose sempre più faticose, in realtà sono degli investimenti enormi per il benessere dei nostri figli e in questo c'è la scuola, c'è la famiglia, ma c'è anche il resto della comunità. Io concludo condividendo un lavoro, una sfida su cui stiamo lavorando proprio in questo periodo, che è quello di riuscire a raggiungere i genitori dei bambini sempre più piccoli, perché sappiamo che fin dai primi mesi di vita si comincia a esporre i bambini al cellulare, al video per calmarli e questo chiaramente ha tutta una serie di conseguenze. Noi consigliamo di da subito cercare di aspettare, di avere pazienza, perché più riusciamo a aspettare, più permetteremo ai bambini e ai ragazzi di arrivare all'età giusta alle cose. Ma in questo non si può essere da soli e quindi ci vuole la scuola, la famiglia, ma anche la comunità. E il lavoro che stiamo facendo per esempio adesso è coinvolgere i pediatri. Abbiamo creato una collaborazione molto bella, sta partendo un progetto regionale proprio per uscire anche attraverso i pediatri che vedono moltissime famiglie a condividere fin dai primi mesi alcune indicazioni che aiuteranno poi a far inserire in famiglia il digitale ma coi tempi giusti per il benessere dei bambini. Ci piace questo gioco di squadra anche perché è vero, è tutto molto difficile, in generale essere genitori è complicato e difficile, però il fatto di non essere soli e di fare un gioco di squadra ci fa anche risparmiare tempo peraltro, no? Abbiamo degli alleati che ci aiutano e magari c'è qualcuno che le risposte alle nostre domande le ha già trovate, insomma questo ci aiuta ad arrivare più velocemente all'obiettivo. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti che sono stati con noi, non abbiamo risposto a tutte, alle tante domande, ma magari insomma ci sarà occasione anche per riaggiornarci. Vi ringrazio comunque per il vostro contributo, grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Micra.